Eder. Mech. Pallister. Oggi è il 3 gennaio 2022. Sebastiano, secondo te che cosa è accaduto a tua moglie? La mia idea è che lei fosse spaventata da questo signore. Ah, quindi spaventata da Claudio Sterpin. E cosa faceva secondo te Claudio Sterpin a tua moglie? La minacciava? Io penso di sì, perché magari avevano qualche segreto nascosto, qualche cosa di vecchia data. Secondo me lei era terrorizzata. Ah, quindi oggi 3 gennaio 2022 già parli del segreto di vecchia data con Claudio Sterpin, che oggi sappiamo essere il figlio. Quindi tu lì che appena conoscevi Claudio Sterpin già nutrivi questo sospetto, ovvero che il padre del figlio che aspettava Liliana avrebbe potuto proprio essere lui. Lui, secondo me sì. Io, Fulvio Costantinides, mi sono recato dentro il comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico, in zona impervia a vegetazione di basso e medio fusto, con recinzione che la separava da zona similare posta subito all'esterno della via Weiss, Trieste, ove, poco prima, era stato rinvenuto un cadavere apparentemente di sesso femminile che verosimilmente era appartenuto in vita a Resinovic Liliana, nata a Trieste. Sono venuto in sostituzione del medico che era di turno, al momento a Padova, e della sua sostituta che avrebbe detto di non poter essere sul posto prima di 2 ore. Giunto sul posto entrando nel comprensorio dell'ex OPP dalla via Alfonso Valerio e procedendo in automobile a scendere verso la via San Cilino fino all'altezza del civico 16 della via Weiss. Entrato poi a piedi sulla destra nella fitta vegetazione a basso e medio fusto, con terreno a tratti formato da terra e vegetazione anche secca, con anche delle invisibili piccole buche. Area in parte separata dalla via Weiss da recinzione, potevo raggiungere, a poco più di una trentina di metri in linea d'aria dalla stessa via Weiss, un punto localizzato oltre la recinzione, che presentava un varco creato ad hoc per raggiungere il luogo, diversi metri a valle, e presso un tronco di medio fusto. Siamo poco a valle della dismessa chiesetta e di 2 padiglioni, fra cui quello di cui è il civico numero 14 di via Weiss e nel tratto della via Weiss presso la adiacente via Bottaccin. In tale area, a terra, fra la vegetazione, e ricoperto, al momento del sopralluogo da una metallina, vi era il cadavere. Il cadavere era posizionato in area di stretto passaggio a fondo pedonabile ma impervio ed insidioso, sito fra detta rete ed un dirupo, mal visibile nell'oscurità. Verso il sottostante prolungamento verso monte della via Verga. Le coordinate GPS erano state assunte da terzi e risultano errate. Il luogo del rinvenimento del cadavere viene a trovarsi a circa 2 chilometri dalla via del Verrocchio, ed è raggiungibile anche a piedi in tempi brevi, vedi per esempio Google Maps. Da rilevare, a tratti, pioggia in temperature ambientali da giorni superiori alle medie stagionali. Il cadavere si trovava a terra, sul suo fianco sinistro ed in parte ruotato verso quello destro, con regioni del dorso pressoché parallele alla recinzione, in quel tratto integra, cui erano molto vicine, ma non a contatto, dette regioni dorsali, con vertice del capo verso valle. Subito alla destra del cadavere vi era un piccolo e basso rilievo del terreno ricoperto da vegetazione. Si poteva notare come capo e regioni superiori del torace fossero contenute in un sacco integro ed esternamente pulito, in plastica, di colore nero, tipo spazzatura, e come un sacco analogo, pure pulito ed integro all'esterno, contenesse buona parte dell'addome e gli arti inferiori. Non vi era presenza esterna di legature, per esempio, con corde o con nastro adesivo. Scarsa era la presenza di acqua piovana fra le pliche esterne dei sacchi, ove si notava anche la presenza, scarsa, di quelli che, in singoli grumi, sembravano essere dei semi gialli contenuti in materiale brunastro simil-mucoso, che mi viene riferito non essere stati presenti all'atto del rinvenimento. Era, quindi,
scoperto, e con vesti integre evidenti, il tratto corporeo compreso fra basi degli emitoraci e terzo superiore delle cosce. Per quanto visibile, il cadavere era rivestito di giubbotto imbottito di colore grigio, con cerniera della tasca anteriore destra aperta. Non apprezzabilmente bagnata, di felpa di colore esterno rosso vino, di body, di cintura e di pantalone, bagnati nella parte esposta. Vesti, per quanto visibile, integre e normo indossate. Apprezzabili, palpatoriamente oltre al sacco, delle calzature tipo scarponcino e con suola tipo carro armato con tracolla, recante la scritta Piaggiotti, passante sulla spalla destra. A livello del fianco sinistro, vi era una borsetta di cui meglio diremo oltre. Presenza di orologio analogico fermo, con cinturino di colore rosa, al polso sinistro, normo indossato ed integro. Per quanto apprezzabile regioni di sinistra del capo verso terra. Cadavere in posizione simil-fetale, con cosce e gambe flesse di circa 90 gradi, arti superiori con braccia al fianco, il destro con braccio elevato anteriormente di quasi 90 gradi. Ogni successiva operazione di movimentazione veniva concordata ed effettuata sempre in presenza del PM e della polizia scientifica, sempre indossando guanti sanitari. Nella borsetta di cui si è detto, di materiale sintetico e di colore nero, con tracolla, integra, con cerniere chiuse e bagnata solo all'esterno, vi erano, oltre a mascherine chirurgiche per il Covid. In una tasca, un paio di occhiali con lenti da sole integre, con montatura colorata e non compatibili con quelli indossati in fotografie pubblicate sui giornali, della signora scomparsa e, nell'altra tasca, una bottiglietta in plastica trasparente, senza etichette, con apertura tipo Gatorade, contenente del liquido trasparente, forse acqua. Nella borsetta non vi erano documenti identificativi o altro. Alle ore 18:12 i dati utili per la cronotanatodiagnosi erano rappresentati, per quanto acquisibile senza manipolare eccessivamente il cadavere onde non disperdere eventuali tracce, da rigidità cadaverica in atto in ogni segmento, salvo per il rachide cervicale, abbastanza mobile. Cute della mano sinistra un po' imbiancata e raggrinzita a livello di polpastrelli, per quanto visibile non apprezzabili odori putrefattivi. Assenza di evidente fauna cadaverica tipo insetti o azione di animali randagi. Ad un primo esame esterno il cadavere, del peso di circa 60 kg, ma vesti comprese, si presentava racchiuso, arti inferiori e capo con torace. In due distinti sacchi di plastica di colore nero tipo spazzatura che lasciavano vedere, dopo sollevamento a livello del capo. Capo e volto, a loro volta nascosti, e non visibili, per la presenza di quello che sembravano essere due sottili, ed integri sacchetti in plastica un po' opaca e con scritte di colore verde. Come da verdura. Detti sacchetti erano chiusi, a livello del collo, con cordino legato, ma non molto stretto e con nodo non presente in sede laterocervicale sinistra. Tagliando il cordino, come autorizzati dal PM presente, in sede laterocervicale sinistra, ove non vi era nodo, e scostando i sacchetti, senza lacerarli o tagliarli. Si poteva notare il volto del cadavere. Tratti somatici compatibili con la scomparsa signora Resinovic, con apparente ciocca anteriore di capelli più chiari in un contesto di capelli corti e scuri. Piccola rilevatezza simil-verrucosa in sede mentoniera. Non evidenza di imbrattamenti ematici al volto, salvo a livello di narice destra, e palpebre superiore destra apparentemente tumefatta, di colorito più cupo rispetto alla cute circostante. Lingua un po' sporgente dalle arcate dentarie con punta non essiccata, non evidenti lesioni labiali anteriori.
regioni frontali e nasale con cute umida e di colore un po' più cupo rispetto al resto della cute del volto. Labbro inferiore di colore cupo ma senza evidenza di soluzioni di continuo. Non apparenti grossolane e lesioni alla mano sinistra, con orologio al polso. Non si procedeva sul posto ad ulteriore manipolazione del cadavere, riservandosi un tanto in apposita ed adeguata sede obitoriale, dopo effettuazione di TAC. Alla cauta movimentazione del cadavere per il trasporto in sede obitoriale, ma senza rimuovere i sacchi sopra descritti, il sottostante tappeto vegetale, foglie di edera, non presentava, per quanto visibile, alterazioni o altro di macroscopica evidenza. Sul posto personale della squadra mobile della locale questura con il signor dirigente, personale del gabinetto di polizia scientifica, personale della squadra volante e più squadre dei vigili del fuoco, che illuminavano l'area. Tutti coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste dottoressa Maddalena Kergia, presente sul posto. Presenti pure, a scopo meramente didattico, 2 medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di Trieste. Per quanto possibile, in ambiente aperto, venivano rispettate le previste norme anti-Covid. Documentazione fotografica veniva assunta dallo scrivente con apparecchiatura digitale nonché dalla polizia scientifica. L'avvenuto decesso era stato constatato dallo scrivente ed attribuito a cause da accertare, in cadavere verosimilmente già appartenuto a Liliana Resinovic. Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trieste dottoressa Kergia autorizzava la rimozione del cadavere con le cautele del caso. Una volta terminati i possibili rilievi, il cadavere veniva poi prelevato dal personale delle pompe funebri e traslato all'obitorio comunale di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria, chiuso in apposito sacco salma. Da tutto quanto precede risulta che si è di fronte al rinvenimento, all'aperto, di un cadavere ancora da esaminare. Considerato che si era deciso di non manipolare nei sacchi in cui era parzialmente contenuto nelle vesti, onde non disperdere eventuali tracce utili. Racchiudendo subito il cadavere in apposito sacco salma, che non sarebbe stato aperto per effettuare un attacco ma solo poi in sala anatomica. I primi elementi obiettivi raccolti portano a ritenere possa in effetti trattarsi della donna scomparsa dalla propria abitazione di via Verrocchio 2 il 14 dicembre 2021. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.